Salve a tutti, vediamo ora il riassunto riguardo le coniche, cioè la circonferenza, l'ellisse, l'iperbole e la parabola. Perché si chiamano coniche? Perché immaginiamo di avere un doppio cono, fatto così è infinito, a entrambi i lati. Intersecando questo cono con piani inclinati in modo diverso, come intersezione troveremo proprio tutte le coniche. Incominciamo con la circonferenza. La circonferenza centrata nell'origine di raggio R. La sua equazione è molto semplice: x al quadrato più y al quadrato uguale r al quadrato. R è il suo raggio, quindi ad esempio x al quadrato più y al quadrato uguale 25. Questa dell'esempio ha centro origine raggio 5, perché r al quadrato è 25. Poi possiamo pensare che il centro circonferenza sia in un punto generico P di coordinate xp, yp. Questa equazione diventa questa: x meno xp in parentesi al quadrato più y meno yp in parentesi al quadrato uguale r al quadrato. Questa si ottiene da questa in realtà semplicemente facendo un cambiamento di coordinate, di cui avevo già parlato, e quindi praticamente è come considerare un nuovo sistema di coordinate che abbia origine proprio in questo punto P. Per quello l'equazione si trasforma in questo modo. Comunque, poi avendo questa forma, possiamo espandere qui i quadrati del binomio e poi vediamo che alla fine troviamo un'equazione di questa forma: x al quadrato più y al quadrato più ax più by più c uguale a 0. A, b, c sono i coefficienti, quindi prendiamo un esempio di x al quadrato più y al quadrato meno 4x più 6y meno 3 uguale a 0. E proprio confrontando lo sviluppo di questa equazione, confrontandolo con questa, si ottiene quello che scrive qua: le coordinate del punto. Così qua doveva scrivere P. Allora, il x del punto P è meno a mezzi, y del punto P è meno b mezzi. E il raggio di questa circonferenza è radice quadrata di x del punto x del centro al quadrato più y del centro al quadrato meno c. Nell'esempio che abbiamo fatto qui possiamo calcolare xp e yp molto facilmente: meno a mezzi meno b mezzi, e il raggio dobbiamo mettere questo 2 al quadrato 4, meno 3 al quadrato 9, poi meno c, ma c è meno 3, quindi meno meno 3, tutto questo sotto radice, viene radice 16, viene 4. Poi abbiamo un ellisse che ha un semiasse maggiore A e un semiasse minore B, posizionata in questo modo, come vediamo, con centro nell'origine e con i due fuochi sull'asse X. Allora, per un punto qualsiasi dell'ellisse vale che, prendendo la distanza di quel punto da un fuoco e dall'altro e sommando queste due distanze, la somma di queste due distanze è sempre una costante, e questa costante è uguale a 2a. E in particolare, perché vale per tutti i punti, vale anche per questo punto. E comunque l'ellisse è simmetrica, allora a questo punto avrà distanza A da un fuoco e distanza A dall'altro, in modo che la somma sia 2A. E quindi qui vediamo che si crea un triangolo rettangolo che ha come ipotenusa A, e quindi A, B e C sono collegati in questo. C è la distanza dall'origine fino a uno dei due fuochi, e quindi abbiamo questo legame: A è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo, A al quadrato e B al quadrato più C al quadrato. E così come abbiamo preso l'ellisse per convenzione, A è sempre maggiore di B. Beh, lo vediamo anche qua, perché A è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo. Questo vale sicuramente se prendiamo l'ellisse con i fuochi sull'asse X. Vedremo più avanti come diventa l'equazione, cosa succede se abbiamo i fuochi sull'asse Y. E abbiamo anche questa quantità che è l'eccentricità, che è C fratto A, che ci dice quanto l'ellisse è schiacciata, perché
alla fin fine l'ellisse è come una circonferenza più o meno schiacciata. Ok, l'equazione dell'ellisse è x al quadrato fratto a al quadrato più y al quadrato fratto b al quadrato uguale a 1. Ad esempio, x al quadrato fratto 9 più y al quadrato fratto 4 uguale a 1. E in questo caso dell'esempio a è uguale a 3 e b uguale a 2. Poi parleremo ancora un po' di questo esempio. Allora, adesso andiamo a vedere l'iperbole. Nell'iperbole abbiamo anche due quantità a e b come l'ellisse. Vengono chiamati semiasse reale e semiasse immaginario. Questo b è semiasse immaginario perché qui in realtà non vediamo nessun punto dell'iperbole, invece qua sì, l'iperbole è questa qui che ho disegnato qua a due rami. Allora, ci aiutiamo con A e B per costruirla. Allora prendiamo qui A, qui B, disegniamo un rettangolo e tracciamo anche le diagonali del rettangolo. Le diagonali saranno gli assintoti dell'iperbole. Cos'è l'assintoto? È una retta alla quale la curva si avvicina all'infinito. Quindi la mia iperbole comunque passerà per questo punto e all'infinito si avvicinerà a questi assintoti. Qui nella costruzione C, che sarebbe comunque C per definizione sarebbe la distanza dall'origine fino a uno dei due fuochi, è comunque uguale a questa che vediamo qua, e qui allora c'è un triangolo rettangolo di cui C è l'ipotenusa, quindi C al quadrato è al quadrato più B al quadrato. Anche l'iperbole può essere più o meno schiacciata e quindi definiamo questa eccentricità sempre allo stesso modo, è C fratto A. L'equazione dell'iperbole, comunque messa col centro nell'origine, con i fuochi sull'asse x, è x al quadrato fratto a al quadrato meno y al quadrato fratto b al quadrato uguale a 1. Come esempio, x al quadrato fratto 16 meno y al quadrato fratto 25 uguale a 1. In questo esempio a è 4 e b è 5. Qui non vale più quella limitazione che avevamo prima che a deve essere maggiore di b, qua è indifferente. Allora, possiamo considerare come caso particolare l'iperbole equilatera, cioè per la quale a è uguale a b. Quindi nell'equazione qui al posto di b scriviamo sempre a, però questa equazione chiaramente ci conviene moltiplicarla con a al quadrato e troviamo x al quadrato meno y al quadrato uguale al quadrato, iperbole equilatera. E come esempio x al quadrato meno y al quadrato uguale a 36, e quindi in questo caso a uguale a 6. Perché ci interessava l'iperbole equilatera? Per un'altra cosa, perché adesso se noi ruotiamo l'iperbole equilatera di 45 gradi, allora nel caso dell'iperbole equilatera gli assintoti sono le bisettrici del primo e terzo quadrante, una è del secondo e quarto quadrante l'altra. Se noi ruotiamo questa iperbole di 45 gradi, gli assintoti andranno a coincidere con gli assi x e y. L'iperbole equilatera avrà questo aspetto, quindi si avvicinerà a entrambi gli assi, ma la cosa più interessante è che l'equazione diventa questa: x per y è uguale a una costante. In questo caso è legata alla costante prima, x per y al quadrato mezzi. E questo è importante perché è il grafico della proporzionalità inversa. Confrontando con l'esempio di prima avevamo preso x al quadrato meno y al quadrato 36, perché questo era al quadrato, questo era al quadrato mezzi, qua avremmo l'equazione di questa, x per y uguale a 18. Poi, voglio dire, per l'iperbole, la condizione di un punto generico iperbole è simile a quella dell'ellisse, solo che prendendo un punto qualsiasi iperbole, se prendo la distanza tra due fuochi e faccio la differenza delle distanze, questa sarà una costante uguale a 2a. In realtà non è proprio preciso, devo fare il valore assoluto della differenza di quelle distanze. Sì, allora poi abbiamo la parabola che è fatta così, e di solito interseca l'asse x in due punti, x1 e x2. La sua equazione è y uguale a x al quadrato più bx più c. E questo ci ricorda l'equazione di secondo grado, la generica equazione di secondo grado. Scrivevamo ax al quadrato più bx più c uguale a 0, e avevamo anche una formula, e questa formula, la stessa formula qui, si usa per trovare x1 e x2.
La solita formula delle equazioni di secondo grado, meno b più o meno radice di b al quadrato meno 4ac fratto 2a. La quantità sotto radice si chiama discriminante, di solito si indica con delta, che l'ho scritto qua perché vale il fatto che il vertice della parabola ha coordinate meno b fratto 2a e poi meno discriminante fratto 4a. E c'è da notare una cosa, questa formula si può anche scrivere spezzando in due la frazione come meno b fratto 2a più o meno la radice del discriminante fratto 2a. Questo perché l'ho detto? Per dire che x1 e x2 sono messi in modo, cioè nella direzione orizzontale, x1 e x2 sono disposti in modo simmetrico rispetto al vertice. E quindi la coordinata x del vertice deve essere proprio questa, meno b fratto 2a, perché ho più o meno la stessa quantità a destra o a sinistra. Vabbè, qua poi ho fatto un esempio, insomma comunque è un'equazione di secondo grado, poi potete calcolarvi x1, x2 con la formula e anche le coordinate del vertice. Adesso vediamo un'ultima cosa, ritorniamo all'esempio di prima della ellisse. Allora, quell'equazione posso moltiplicarla qui con 36, che sarebbe il minimo comune multiplo dei due denominatori. E quindi trovo 4x al quadrato più 9y al quadrato uguale a 36. Insomma, facendo qualche operazione io posso ricavarmi y, però a un certo punto y al quadrato è uguale a una frazione, allora y sarà più o meno la radice di quella frazione. E questo cosa significa? Che in realtà questa, che è un'ellisse, la possiamo pensare come due funzioni. Una funzione è questa, che è la metà superiore, l'altra funzione è questa, la metà inferiore. Non posso pensarla tutta intera come una funzione perché per un valore di x avrei due valori di f di x, questo non è possibile, però comunque posso pensarla come due grafici di funzioni. Va bene. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.